Limes, Friuli Venezia Giulia, Istoria e quant'altro. Tra l'altro alla fine mi dirà anche quando sarà la seconda lezione, ma io inizierei subito in questo minuto. È oramai una processione diventata, no? Da Macron al leader tedesco, il cancelliere tedesco, manca Di Maio, non so se riuscirà ad andare da Putin con quel enorme tavolo in marmo, lunghissimo, proprio per non avere contatti, no? E poi Macron che dice, insomma, a febbraio se ne andranno i russi. Un anno, secondo dopo, ha detto: un momento, noi non abbiamo detto che ce ne andiamo. La situazione è fluida, però non vedo alla fine un attacco portato da Putin. Vedo alla fine quel trattato firmato qualche anno fa in merito al Donbass e quant'altro venga in qualche modo digerito dall'Occidente. Ma dal punto di vista militare noi abbiamo avuto come ospite di Storia Battisti, generale Battisti, degli Alpini, che in questi giorni, anzi ieri, praticamente ha svelato di aver visto i satelliti e diciamo ci sono degli aspetti che portano verso sì un'invasione, che sono per esempio il fatto che ci sono dei ponti, hanno portato tantissimi ponti che servono, ponti mobili per l'invasione, e ovviamente gli armamenti, la tipologia di armamenti che è antiaerea e anche di artiglieria fatta proprio per l'invasione, però ci sono altri elementi invece che non sono per l'invasione, nel senso che per esempio gli automezzi visionati non avevano le antenne, quindi per dire a che punto arrivano i satelliti. Altri elementi di valutazione, il fatto che sono arrivati degli ospedali con le trasfusioni, con la possibilità di trasfusioni, quindi questa è una cosa tipicamente da invasione, e il problema è che non si è capito comunque dai satelliti, quindi anche i satelliti, se ci sono sufficienti munizioni e carburante, che poi alla fine sono le cose che servono purtroppo anche per l'invasione. Sanno qualcosa gli italiani e i tedeschi, no? Ecco, le precedenti guerre l'hanno dimostrato, quindi anche Battisti, che ha visto i satelliti, non sa. Certo, un altro incontro diplomatico è stato quello tra Putin e Xi, e lì c'è stata una simmetria perfetta, perché Putin Xi ha dato ragione a Putin ha detto: grazie, ti faccio lo sconto sui carburanti, e ha girato la manovella. Lì ci sono stati 15 accordi di collaborazione economica nello spazio, di tutto, e in più c'è stato anche proprio una simmetria perfetta, perché hanno iniziato a dire che loro sono per i valori umani, la pace, la democrazia e lo sviluppo e così via, però della democrazia ci sono diverse visioni, quindi non dovete avere tutti i modelli. Sì, però per farla chiara, Guglielmo, in questo caso lo sbaglio è della NATO e di chi protende per far sì che tutti entrino nella NATO. Da sempre esistono i cuscinetti, lo sa meglio di me. Ecco, però certo Putin non può pretendere che mettano per iscritto che l'Ucraina non sarà mai nella NATO, perché, ma glielo deve promettere. Il problema è come si fa tra grandi potenze, sì, cioè che si mantengano le cose. Sì, poi è come se Kennedy avesse chiesto a Khrushchev se firmava una lettera che non sarebbe mai entrato a Cuba nel patto di cioè, ragazzi, mi ricordo io quella volta che arrivarono i russi con le navi mandati da Khrushchev perché Cuba aveva chiesto l'aiuto. La flotta statunitense fu schierata da John Fitzgerald Kennedy, il democratico e il pacifista, o sbaglio? Io non voglio difendere nulla, ma la storia è quella, se me l'hanno insegnata bene a scuola e se l'ho ascoltata bene in TV in bianco e nero, ma io mi ricordo quei giorni, c'era una paura tremenda perché se avessero forzato il blocco scoppiava la terza guerra mondiale, e su questo non c'è dubbio. Khrushchev era molto più intelligente, forse aveva non bevuto vodka in quel periodo e quindi aveva il cervello, insomma, illuminato, non come quando regalò la Crimea a qualche altro. Ma mi fermo qua. Grave. Seconda lezione? Sì, la seconda lezione con Marco Tarchi a Udine, sabato. Questa è la prima lezione che abbiamo fatto all'università qui a Pordenone, invece a Udine saremo in sala T9 a Palazzo Toppo Wasserman, in via Gemona 92. Bene. Populismo 2022, cioè elezioni in Francia e dall'altro lato
il riferimento al populismo va nella visione di Marco Tarchi, che è una visione completamente nuova. Grazie.